Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Queste le notizie più importanti del pomeriggio. In apertura la politica. Oggi l'incontro tra il vice premier e ministro Salvini e l'ex presidente della regione siciliana Raffaele Lombardo, fondatore del Movimento per l'Autonomia. Un confronto che ha rappresentato un'opportunità per discutere dei vari dossier riguardanti la Sicilia, focalizzandosi nello specifico sullo sviluppo delle infrastrutture nell'isola. Torna alle cronache locali la avvertenza del quotidiano La Sicilia. L'imprenditore ed editore Mario Ciancio Sanfilippo ha inviato una PEC alla redazione annunciando la volontà di procedere a licenziamenti collettivi. Forcisicolo ha salutato oggi per l'ultima volta Pippo Catania, l'ex poliziotto di 63 anni ucciso lo scorso lunedì sera sul lungomare. Intanto all'autore del delitto e amico della vittima Nuccio Nucifore è stato convalidato l'arresto. E adesso lo sport. Domani la sfida in casa del Catania contro il Latina, una squadra tosta, si è pronunciato così Luca Tabbiani durante la conferenza stampa di oggi. L'impegno delle prossime ore per i rossazzurri sa di prova del 9. E in chiusura il meteo, nubi sparse e cieli sereni si alterneranno nella giornata di domani, le temperature si manterranno medio-alte, diramata un'allerta arancione per rischio incendi in tutte le province siciliane. Il TG Flash ritorna lunedì, arrivederci.